I risultati del 39esimo turno, cominciato ieri col successo del Livorno sul Pescara per 1-0, Atalanta-Portogruaro oggi è finita 4-1, il Novara ha battuto il Crotone 3-0, Empoli-Albino Leffe è terminata 3-1, Frosinone-Vicenza 4-0, Modena-Grosseto 1 pari, Padova-Ascoli 3-1, Piacenza-Sassuolo 1-0, Siena-Torino 2-2, Triestina-Cittadella 3-2, questo turno si conclude domani con la sfida delle 12:30 tra Reggina e Varese. Guardiamo la classifica, i 74 punti di Siena e Atalanta regalano a queste due squadre la promozione in Serie A, segue il Novara con 64, Varese 61 punti ed ha una gara in meno, Torino 54, Reggina 53 punti, ha 2 gare in meno, Padova 53, Livorno 53, Empoli 52, Pescara ha lo stesso punteggio, 52 punti, Crotone 50 e poi a 49 punti abbiamo Modena, Grosseto e Vicenza, Piacenza 46, Sassuolo 45, Cittadella 44, Albino Leffe 43 e c'è da recuperare una gara, Ascoli 42, 7 punti di penalizzazione, Triestina 40, Portogruaro 40 e Frosinone 38. Il Frosinone ultimo tenta di restare aggrappato al vagone salvezza contro un Vicenza tranquillo e troppo distante dai play-off per sperare. 6 assenze tra i laziali, ma Campilongo ritrova in attacco dopo 3 mesi di stop per infortunio Santoruvo in coppia con Stellone. Anche i veneti di Maran col 4-4-2 in avanti Tulli e Abruscato. 10° minuto, punizione per il Frosinone sulla tre quarti. Santoruvo cerca spazio in area e sul lancio di Sansone proprio il capitano a staccare, incerto il portiere russo, Ciociari in vantaggio con l'attaccante che ritrova il gol dopo 5 mesi. Insiste il Frosinone, cross di Bottone dalla destra, il destro al volo di Masucci e si riscatta il portiere del Vicenza con un balzo, pallone in corner. Nel finale di tempo l'unico pericolo dei veneti, punizione di Tulli, spizzata di Martinelli, pallone che sfiora il palo alla destra di Frisoni. Il montaggio di Massimo Moscatelli ci porta alla ripresa, punizione per gioco pericoloso ai danni di Santoruvo, Beati tocca per Terranova, botta all'incrocio dei pali splendida che vale il raddoppio e il complimento più bello arriva dalla tribuna. 21esimo, cross di Cellini dalla sinistra, velo di Santoruvo, fallo di Botta su Sansone in area, l'arbitro Velotto fischia il rigore e proprio Sansone firma il tris. Il Vicenza non c'è più al 33esimo, è sempre Sansone sugli sviluppi di un calcio d'angolo che triangola con Minelli, il diagonale di sinistro non dà scampo al russo, 4-0 e gara che finisce qui. La missione resta quasi impossibile, ma il Frosinone con questo carattere ci può provare fino alla fine. Vicenza la terza sconfitta consecutiva e con la testa evidentemente già in vacanza. 2 gol e un assist valgono a Sansone il voto più alto, finale al Matusa, Frosinone 4, Vicenza 0. Simona Rolandi. Grazie Gigi Cavone. Vincenzo D'Amico, Frosinone compie un'impresa, un mezzo miracolo, può davvero intravedere la luce in fondo al tunnel questa squadra ancora? Ma io spero di sì per il Frosinone, però credo che si sia svegliato un po' troppo tardi. 38 punti sono pochi, ha messo nei guai casomai il Vicenza che con la vittoria di oggi avrebbe ancora avuto speranze di andare nei playoff. Così credo che questo risultato non serve a nessuno. Però torna Santoruvo dopo 3 mesi, cambia marcia il Frosinone, non è un caso, Aldo? No, beh, a parte che lì c'è stata anche una marcatura strana, fatto sta che lui comunque ha capacità dentro l'area di rigore di liberarsi anche di quel poco e fare gol, come è successo. Il Frosinone ha vinto questa partita e credo che la cosa più importante sia quello che è stato sottolineato prima, ossia che la squadra comunque è viva, battaglia, però anch'io sono d'accordo sul fatto che queste squadre che sono in fondo alla classifica una vittoria non gli basta, devono dare veramente continuità, in questo caso vincere fuori casa. 4 gol per risorgere, 4 gol per sperare fino alla fine. Il Frosinone liquida la pratica a Vicenza con una prova di grande maturità e conferma di essere ancora vivo. Campilongo e Maran scelgono lo stesso modulo, il 4-4-2, ma da entrambe le parti ci sono assenze rilevanti. Bianco Cariello e Baclé per i Ciociari, Gavezzi, Gianni e Rigoni per i biancorossi. Dopo 10 minuti il Frosinone passa in vantaggio con il 33enne Vincenzo Santoruvo, colpo di testa ad inserirsi su calcio di punizione di Sansone, quinto gol in stagione per l'ex punta del Bari. Appena reintegrato
il rosa dopo il recupero lampo post-operazione al tendine. I padroni di casa spingono ancora, cross di bottone dalla destra, gran tiro al volo di Masucci che viene stoppato da un grande intervento di Russo, attento a seguire l'azione e farsi trovare pronto. La risposta del Vicenza arriva solo sul finale. A 2 minuti dalla fine, Tulli su calcio di punizione sfiora il palo, Vicenza che conferma le difficoltà nell'essere incisivo, fuori casa. Lo stesso Tulli ci riprova, ma il tiro è troppo centrale e viene bloccato da Frison senza patemi. La ripresa si apre con un'altra importante occasione per i padroni di casa, grazie al colpo di testa di Beati che non riesce a buttarla dentro da pochi centimetri dalla linea di porta. Altra dormita generale della difesa vicentina, ma è solo il preludio al raddoppio del Frosinone. Al 7° minuto arriva il terzo acuto stagionale di Emanuele Terranova, il cui tiro si infila lì dove Russo non può arrivarci. Il siluro del difensore Ciociaro si insacca all'incrocio dei pali, splendida esecuzione balistica per l'ex Lecce. 50° gol subito in campionato dalla formazione di Maran. Al 20° l'arbitro Velotto assegna un rigore gialloblu per atterramento di Gianluca Sansoni in area da parte di Botta. Lo stesso Sansoni si presenta sul dischetto e sigla il suo 8° centro stagionale, diventando così il capocannoniere della formazione di Campilongo. Stagione da incorniciare per il 24enne abruzzese. Ma non è finita qui, perché Sansone si toglie la soddisfazione di segnare il suo 9° gol dell'anno e superare il record di reti siglati in una stagione. Bella la combinazione con Minelli, in area di rigore si chiude con un sinistro imprendibile che fulmina ancora Russo. Il Frosinone è ancora ultimo con 38 punti, ma non è ancora arrivata la resa. Il poker è un chiaro messaggio: nessuno ha ancora gettato la spugna. C'è ancora battito nel petto della Triestina che, grazie alla vittoria sul Cittadella, tiene in vita le speranze di agganciare quantomeno la zona play-out, lasciando ancora aperta la strada per inseguire il sogno salvezza. Nel 4-4-2 di Salvioni, Viotti prende il posto di Colombo tra i pali, mentre Godeas e Taddei hanno il compito di far male là davanti. Parecchie le assenze anche sulla sponda ospite, dove Job occupa la posizione di rifinitore dietro a Gabbiadini e al capocannoniere Piovaccari. Servono solo 11 minuti per capire che la Triestina è in gran giornata. Su uno schema da calcio di punizione, infatti, Godeas si libera sul secondo palo per incornare da 1 metro la rete dell'1-0. 7° sigillo in campionato per l'attaccante nato e cresciuto nel vivaio triestino, autore di un gol che spiana in maniera decisiva la strada ai suoi. Il Città infatti si fa vedere solo, si fa per dire, con una straordinaria volée di Gasparetto, su cui però Viotti è strepitoso. Al 20° i padroni di casa trovano il raddoppio, con Bariti che espone un perfetto trattato di coordinazione e precisione, con un gran destro dal limite che termina la propria corsa all'angolino, regalando al giovane centrocampista la gioia per il primo gol in stagione. Proprio dai piedi dello stesso Bariti, folletto imprendibile sulla fascia destra, nasce l'azione del 3-0. L'assist arretrato per Taddei è un invito perfetto che chiude i giochi dopo solo 24 minuti. Lo stesso Taddei non si fa pregare e con la terza marcatura in campionato comincia a far scorrere i titoli di coda sul match. Chi non è d'accordo tuttavia è Capitan Gorini, che sul ribaltamento di fronte prova a riaprire la gara. Il suo colpo di testa su punizione di Gabbiadini gli vale infatti la seconda rete in Serie B, regalando a Foscarini qualche speranza di non tornare a casa a mani vuote. Anche perché dopo soli 5 minuti della ripresa il Cittadella la partita la riapre per davvero. Gabbiadini disegna infatti una parabola strepitosa con la palla che accarezza il palo prima di accomodarsi in rete. Per la Triestina si preannuncia così un finale di gara più complesso del previsto, anche se a sfiorare il gol a ripetizione sono proprio gli uomini di Salvioni, specie nel quarto d'ora con Taddei che colpisce in pieno la traversa. Il Città non riesce a completare la remontada, venendo così rimessa in discussione una salvezza comunque più che a portata. Per la Triestina invece il lumicino della speranza play-out torna a farsi più vivo, anche se è difficile immaginare una salita più ripida.